Eccoci qua, voglio buonasera, case cadute di tutta Napoli, sì, di tutta Napoli, ma non stesso voglio comunque, l'Italia sta vincendo se non mi sbaglio, e volevo premettere una cosa, visto che non so cazzo picciare la televisione che sta accadendo, no? Ah, volevo appicciare, volevo calare il volume, allora tenetemi aggiornati su cosa sta facendo l'Italia, come sta 1-0, fino a mo', mi pare, ha segnato per lei, là, per lei, cazzo, mi fa proprio piacere che ha segnato il suo, che non lo convocavano mai e quindi mi fa piacere. Ah, boh, tenete mai aggiornato ogni tanto con i commenti, ecco. E niente, voglio un'altra live è iniziata, vado subito a vedere i commenti di Trini qua, li tengo sempre qua, ok. E poi un'altra cosa, ho già salutato sempre a chi li soldi casa caruto che non sanno su cazzo commentano su cosa, che hanno pa YouTube e quindi mi scrivono su Facebook e mi segnano, poi voglio dire come e per salutarli. Allora, le case cadute di oggi sono Pietro Pirozzi, Valentina Catanzaro, che non è una casa caduta, Valentina Catanzaro che ci sta sempre e me lo scrive pure qua, salutami su YouTube, però stasera non poteva vedere la live e se la vedrà in differita, quindi la saluto. Poi c'è sta Giacomo che è una grande casa caruto perché mi scrive, ma chiamo a chi lo cazzo Messenger, non a chi lo... Poi vanno si telefonato non su Messenger che da poco che mi sono messo su Messenger e bello mi chiama gente che non risponderò mai pure perché tengo sempre qualche cazzafa, mi chiamate sempre quando tengo a fare. Vabbè. Comunque, poi ci sei più Brunetti Michele, Ciro Piccirillo, Luigi Bosso, Rosaria Vizioli, che non è una casa caruta, c'è da Rosario, non perché guaglione, però è la prima volta che mi dice salutami. Poi c'è sta Michele 5 invece che sta a Roma, lo saluto, Pachi Serpini e Antonio Balsamo. Sì, Balsamo, sarà con amico di Vidal, non lo so, con parente, vabbè, ci sta vabbè. E niente, oggi poi ammazzato a chi ci sta collegato, vi do oramai i nomi su chi là, c'è sta poca fa, questi sono proprio gli aficionados del lunedì, Forza Azzurri c'è sta sempre, Salvatore di Francia, Alessio Enigma, che chiama a fare pisce fatienda, sì, perché ha suggerito un titolo per la live di stasera. Ogni tanto faccio su gioco un po' a Facebook, perché faccio come cazzo giochiamo in live e quindi lascio a voi i commenti, poi chi è più simpatico vince, diciamo, di mettere il nome alla puntata. E stasera la puntata si chiama più casa Karen e più Carlino fa i soldi. Effettivamente Carlino vende case, solite realtà, appunto, come fa pubblicità che Facebook. Quando sto numerando a Carlino, io vado a credere, non sto scherzando, lo vedo sempre di più pubblicizzare trasmissioni che io mi vedo la sera. Cioè, mo vedo che ne sa, c'è una partita, mo vedo Tiki Taka, e vedo sempre su sfacimi Carlino che pubblicizza le trasmissioni che io mi sto vedendo. Io fa proprio pare che fa apposta. Cioè, prima non so se c'era così, ma perché mi mangio ingrippato per Carlino e quindi muovo ovunque. Ogni trasmissione vedo a Carlino che pubblicizza il Mobile Dream, non vende, ma mai non supporto più. Ma quando muore poi non lo so. Comunque, bello che muore Carlino, dice, c'ero ci tira proprio perché effettivamente ha fatto morire. Poi ci sta più qua Emanuele Cantone che ci saluta, buonasera a tutti, educato, saluta un po' a tutti quanti. Poi ci sta Gameplay, Vincenzo Perrotta, Anna DF, me la ricordo a lei, Domenico Marechiaro Miele, buonasera, no, a te non mi ricordo se c'è Steve, se sei uno di quelli che ci sta sempre, vabbè, comunque ti saluto, Mattia Incarnato invece ci sta sempre, Umberto, José Calleon, che parecchi che si collega a José Calleon, non ricordo più il nome di Calleon, cioè, poi ci sta Francesco Palma, Pasquale Borrello, vabbè, comunque hanno cuffie, non sto lì a leggerli tutti perché sennò facciamo notte. E vabbè, ci stanno i commenti, comunque possiamo iniziare la nostra live con i vostri commenti, ovviamente. Stiamo facendo sempre questa domanda e ci tengo a rispondere perché purtroppo voglio... Allora, la domanda è, intanto me la scrive The Show 2.0, che penso che sono proprio pezzotti di The Show, che figuriamoci se i The Show si mettono a vedere la live. Comunque dice, c'era quando il video con i Pantella, sta questa è una domanda che mi stanno facendo un sacco loro, manca a fare apposta oggi non voglio, mi sa che mi ha fatto questa domanda, e c'era ma quando fai su video con i Pantella, sta voglio, su video non dipende da me, perché i Steve Vandellas sono loro che decidono quando mi fa su video, io ancora non l'ho sentito, cioè, ha già sentito poche volte, ma qualcuno già lo saprà, mi hanno scritto, mi hanno chiesto l'indirizzo della casa e mi hanno chiesto l'email, e ci ha girato, cose. Mo, a meno che non stanno venendo a Milano, a Roma, allora, fino a casa mia, allora ci sarebbe pure giustificato tutto questo tempo che stanno a fare ancora sentire, però non credo che stanno venendo a per qua, e quindi voglio fa sapere ancora, io non lo so, perché poi non li conosco, non è che li conosco, e so cioè, che apri il telefono, ci faccio messa. Quindi spero che non fanno il caso caruto, però credo che loro comunque
stiano facendo delle cose e tengono sta cosa che la tengono così, nel senso che la devono fare ma non la fanno ancora. Comunque quando facciamo video io vi tengo sempre informato, cioè non vi preoccupate, appena mi fanno sapere io vi faccio sapere a voi, come feci comunque tempo fa quando mi scrivettero e io facevo mandare pure a full screen, voglio cose dell'altro mondo, io faccio screen, è veramente una cosa. Infatti la maggior parte delle volte già non so ci faccio più, come scordo di cose, ma mare e poi subito mi scordo. Comunque vi tengo aggiornati su questa cosa qua. Allora, Emilio Cascillo, già c'ero oggi non stai senza maglietta, no, ma già è un po' che non sto senza maglietta, perché effettivamente no, la si fa un poco frischetta, pure pomeriggio, oddio, se sta buono, non è che, anzi, a Gicetta c'è gente che aiuta a mare, domenica, sabato, si sta bene, però a Gicetta poi aiuta a frevo, cioè no, mo, la metta a frevo, no, tipo 2 o 3 settimane fa, allora lì poi mi ha giusto paura, ci sto a fare un po' come la maglietta, che poi come se è bella pure una peste sto fatto, tu quando no, che stai sempre senza mese, e tu senza mettere che una città che a casa sto bustato, che la maglietta ha fatto un quazzi che ha un mese a di tanto ma non c'ha la maglietta, che palluglio no facevo prima. Comunque, Domenico Di Frin, addirittura lui, questo è un grandissimo mio amico che ha bello buono che col suo nome e il suo cognome vero, chi si fa chiamare Domidò, non mi chiedete perché, comunque si fa chiamare Domidò, ma per c'è Domenico Di Frin, è un'emozione vedere il suo nome e il suo cognome veri, vabbè, comunque ha avuto Nino X pure sempre presente, ci tiene a dirlo perché effettivamente Alessio Enigma mi dice: "Ci ho risolto il fatto della webcam con Piettepool". No, Alessio, tu me lo domandi ogni tanto questa cosa qua. Vabbè, Piettepool purtroppo stasera non ci sta, quindi colgo l'occasione per dire che Piettepool non si sente buono, stasera ci faceva male la capa e quindi non è riuscito a uscire fuori con una delle sue poesie, diciamo. E poi iTunes c'ha la Cirro per collegare, quindi la G si batte con gli occhi un po' brillanti, quando prima ci siamo visti oggi pomeriggio, un volesse che c'è una freva a Pietro pure perché prima fa una cosa che spero proprio che non c'è una freva. Una cosa che poi vedrete più avanti, che questa settimana iniziamo a fare. Vabbè. Intanto sento qualche un po' su Facebook, che qualcuno sta scendendo a Facebook, ma io ve lo dico sempre, quando c'è dico sempre a Facebook, quando mi scrivete su Facebook, salutami e tutti i collegati, non mi posso salutare, perché io leggo solo i commenti questi qua di YouTube, non mi posso mettere pure a leggere i Facebook, perché sennò non so, non ci riesco a fare due cose, già questi qua è difficile perché sono parecchi, poi non ci vedo boh, quindi vabbè. Comunque andiamo avanti, andiamo a vedere cosa stavate scrivendo. Così che a Leonette i Pandellas su casa caduti, io spero di no, guarda, dopo sto pensando pure io. Simona De Capola, grande Simona. Fabri, ti piacerebbe fare un video con youtuber Diego? Cosa pensi di lui? Ciao Fabri. Ma io e Diego, è una vita che stiamo cercando di fare un video insieme, con Tim cazzo lo fa, un po' perché un po' quando lo dovevamo fare all'epoca, un po' non poteva lui, un po' non potevo io, e Tim stato mai cazzo lo fa. Sono convinto che un giorno troveremo un po' di tempo e lo faremo. E cosa penso di lui? Diego, penso che uscire è bravo, fa i video, fa ridere, che cazzo, ma non lo devo dire certo io, perché lo conoscete già. Gianni Omega, raccontaci qualche altro episodio di quando lavoravo in pizzeria. Giusto che è proprio un commento diciamo, che va per la maggiore. Infatti, mi piace proprio sentire tutta l'avventura mia la pizzeria, ma i kill, quelle sono state le più eclatanti, quelle che vi ho raccontato. Ho crunato, non mi viene a me, però poi se mi viene, va riga, mo come mo non mi viene. Però già ci racconto le migliori, posso dire che già l'ho raccontate, le migliori che ho fatto, cioè la pizzeria, ho fatto la e roba. Comunque, Gameplay TV, hai mai pensato di fare un punto posta? Cioè le persone ti mandano dei pacchi, come mandano i pacchi, non lo so, spiegati meglio, perché non che mandano i pacchi a me, e come mandano i pacchi che bombai, non lo so, i pezzi casa caruto, non lo so, dimmi tu che pacco mi avessi una manna. Marco Lollai, ciao Cero, posso entrare in live? Addirittura Marco Lollai subito dopo in live. Marco, sinceramente non ti voglio fare trasì. Sai perché? Perché se ti faccio entrare, sai a quante ore poi ti dico non ti voglio fare trasì? No, carne ti voglio fare trasì, però se ti faccio trasì a te, paro, tu quando mi dici no, voglio trasì pure io, adesso fanno tipo. Allora preferisco stare qua tranquillo, al massimo faccio trasì a piedi pulare, che purtroppo non ci sta, però come ho detto 5 minuti fa, è un po' influenzato, cioè che hanno influenzato, perché sennò su cazza cagata una cosa che mi fa. Chi c'è stato? Aspetta un attimo. No, chi si dice? No, no, Gianni Omega, comunque stasera con sto cappello prendo frate Carlino, con sto cappello, addirittura, che sia a capa mia, io non lo so, chi ci sta qualche ombra, qualche cosa, che mi pare che tengo un cappello, che comunque non c'ho un cappello, io penso che tu devi fare proprio un oculista urgentemente, perché o stai pazziando, spero che stai pazziando, perché o se no stai inguaiato per i cavizzi, e vabbè.
Alexander Gaming, ti voglio bene Onofrio, e chi se giustamente ti stai ricordando un video che ci fatti, ho fatto in coppa a spiaggia, che la mamma mi chiamava Fabrizio, ma c'è stato un coppa a spiaggia, per chi non lo sapesse, facendo un video in coppa a Stato, io sta a mare all'epoca, no, un mese fa, per Milano, ma io che è finito mare, ma non è, pure era un mese fa, cioè era un mese e mezzo fa, fino a un mese e mezzo fa si andava a mare, e a me già mi pare che sono passate 1000 anni, non lo so, perché sta cosa, bah, mamma mia, come è brutto, a pensare che la mamma sta di 7-8 mesi, vediamo, ma pure di più, no, perché giustamente ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, e mettiamoci pure giugno, perché a maggio mi va a fare 9 mesi, voglio dire, 9 mesi perché è andato da mare, meglio che non c'è. Comunque, e mi ricordo, sono fatto l'onofrio perché si stava su un creatura a mare che praticamente si chiama Fabrizio, ma poi un creatura, voglio, non un bambino normale, perché cioè, boh, può capitare come si chiama Fabrizio come te, perché oggi non era un uomo proprio diffusissimo, però comunque su creatura era proprio una peste, facevano bordelli passi, ma non chiama morta, però diciamo che chissà, ci la mamma mi chiamava sempre, lo richiamava ovviamente Fabrizio, e poi all'inizio non girava io perché dice, ma io mi chiamo Fabrizio, a poi nessuno mai mi chiama Fabrizio, mi sembra Cerro, Casa Caruccia, tanti nomi, e comunque, e io mi giravo ogni tanto, perché sai, comunque io magari mi fece una giornata ma non rilassata, perché sentiva sempre su un po', mi girava sempre, e pensai in daga certe mere, meglio che mi chiamavo Onofrio, e ne a cui mi faceva una domanda, grazie a Dio, no, pensai a questa cosa, dico Onofrio, che è proprio cesso, no, però se mi fosse chiamato nato un uomo, che l'aeronato sarebbe stato meglio, perché capo che il lubriatore poi continua a venire a mare a basciare la Caiuva, no? Sono andato quest'estate giù a Posito, si chiama la Caiuva, e si crea tutto un direttivo, vabbè, poi mi sono abituato, fa molto, la mamma mi chiama Fabrizio, mi sono abituato, e quindi vabbè, comunque è una grande casa Caruso, c'è un futuro come casa Caruso, perché è proprio una peste. Vabbè. Antonio Fusco, Cerro ha saputo di Sapio, dice che l'hanno battuto, io poco ci credo, tu che pensi? Allora, no, io lessi che l'avevano battuto, no? Lessi su Facebook, su Twitter, e però non sapevo se era vero o non era vero, finché non ho letto proprio Coppa, cioè Insta ha scritto Coppa a Facebook, ha scritto che l'hanno battuto. E a me sta cosa mi dispiace, guarda, Gigeta mi dispiace molto, perché mo, per carità, mo sta pensando, vabbè, ma chi Giuseppe Sapia, no, perché voglio, vabbè, a parte mo Giuseppe Sapia proprio, comunque 30 euro in gola, non voglio, cioè lui così scrisse, ha scritto che vedete 30 euro in gola, l'hanno battuto, capo, ecco, non hanno fatto niente, ecco, però comunque è una cosa brutta, mo, al di là di Giuseppe Sapia o no, ecco, cioè 30 euro in gola a un, cioè proprio cosa va a Vigliacca, a casa Caruto Vera, quindi a me questa cosa mi è dispiaciuta assai. Infatti gli volevo scrivere, ci volevo dire come sta, ma penso che lui sta bene, comunque, questa è una cosa brutta, a me queste cose mi piace proprio di sentire e leggere. Comunque, ammannanza, allora, Pietro Cuomo, c'ero forse ci riesco a scrivere, ci sei riuscito perché questo del genere, Pietro Cuomo da Portici, ti saluto Pietro, e Portici è una vita che non ci venga a Portici, una volta venite a Portici, che sta, posso raccontare questa cosa, perché ma posso già la giro, ma io, una volta si va a Portici, non mi posso mai dimenticare, infatti quando penso a Portici penso a questa cosa qua, oltre che essere molto carina Portici, perché veramente io mi pensavo che Saro era quando ero uscito, a Portici, io mi immaginavo Portici, non so, non so. Comunque poi è rimasto Portici e praticamente e c'è stata una strada, che poi là c'è sta, che mi pare che si chiama Corso Italia, non mi ricordo, una strada tutta in discesa, e chiudettero poco, ma sta strada era asfaltata da poco, pioveva un po', cioè era chiudono poco, no? Si proprio un po' la strada. E mi ricordo, lui faceva i strunz, non mi posso aiutare, mi posso fare, comunque immaginate che noi correvamo, cioè correvamo e poi asciugavamo i piedi, no? Cioè, però servivano, no? Quando che giubbine, cosa, e tutto quanto correvano e facevano questa asciugata che i piedi, sai? Facevano pochi corsi e poi asciugavano i piedi. Allora, sai, ci pareva che facevano questo fatto, sai, si vogliono non è che conoscevo a voi, si vogliono i porci, che erano amici di questo mio amico che mi era portato a porci, e, e sai, vabbè, diceva, guarda, che si fa, 30 anni, no, tenevo 15 anni, però capo a me, diceva, poi si fa 30 anni, fanno ancora lo stesso, non so, dopo 15 anni, già volevo comunque, e facevano questo fatto e pariamo, no? Pigliavano la ringozza e asciugavano, ecco. Ah, boh, sai, una certa tipo voce, certo, ma boh, faccio prima tutti, fai, faccio a breve, asciugare. Comunque voglio pigliare ringozzi, guarda, una scimmia caruto, voglio, ma proprio, ma da poi che mandano in da sacca, stivi che mandano in da sacca, le fu bella, no? O volevo fare, non volevo fare, allora stivi che mandano in da sacca, le fu Robbie Williams, no? Su giubbino, sai, là, un po' lungo, sai, che arrivi vicino al ginocchio, all'epoca, proprio, queste varie cose, però prima un po' di più. Comunque che mi da sacca perché sai voglio ma da che ma una rusciuliata comunque ma se tu mi si vogliono se la ricordano ancora e mi stanno rendendo ancora
c'è una figura in merda esagerata, poi vabbè, comunque questo è il mio ricordo di Portici e vabbè, a mannanza. Allora, Antonio Napoli, Pernice Napoli, pure lui me lo ricordo. Buonasera Cerro, buonasera a tutti. Stasera sono distrutto per la palestra. Mi dispiace che sei distrutto per la palestra, ma effettivamente la palestra distrugge. Ma io non lo so, che non hai mai fatto la palestra. Ora si prende un pensiero in capo a me a cucina, ma metti pure mi su dico, non ti dai però c'è sta piena una capata ultimamente, no? Cioè a me sta piena sta capata, cioè ad esempio non sta capata, non hai mai fatto di non fare palestra, perché la palestra non può cazzo, cioè stai là dentro a fare comunque, cioè, non lo so, non ho poco, però mi fa sì a me o mi metto giù il pallone, o mi metto giù a pallavolo, o mi metto giù pingo, si mi metto a fare l'esercizio, mi fa sì, non lo so, non li farò, ma è una cosa che l'idea mi mette un po' mi fa sì, a me mi fa fare qualcosa, sport, no? Allora sai che sempre queste cose tipo sti arti marziali, no? Queste cose, sai, Wing Chun, a me mi fanno morire perché poi che c'è i video, no? Oppure i film che mi vedi, come fai? Io mi piace questa cosa che sai che danno cazzotto e tu pure questi difese personali, non lo so, fai questa cosa. Poi dico, lo sto dicendo è una vita che la già famo, qualche volta che se mi scrivo va a fare, capo a me voglio fare brusolico, però non ce la fa. Però magari, ma da che c'è un po' di che sta a prova, perlomeno va a prova, perché capo stanno con magno mica e poi non so se sei in live, ecco, cioè io ho di esempio, che chi si fa su sport, allora mi fa una voglia, quando parliamo, poi mi fa un genere fa su, e di esempio qua c'è una prova che si fa in questa palestra, ecco, e poi gioca, ma. Però guarda che mi piglia capa quando i cazzi film Van Damme, film, non è che già film mossi che la roba, che venga meno mora, si faccia una cosa stracciuca su tipo, però comunque le cose, sai, tipo sti pensi, su massicci, quindi questo sape fare, non è no, che si da appiccica ammazza però, sai, insomma, mai sapere, dai, capito, qualcuno altro, che se ne è assunto, e l'ho detta, allora, ah, Marco Lollai, via Libertà, bravo, forse siamo via delle Libertà, sta strada avevo via che la facci mica dai ragione, viale delle Libertà, una cosa che sono, così mi ci va. Comunque, poi mi ricordo se era viale, sì, forse sì, viale delle, comunque una strada che si scende, che hanno fatto sta asfalto, così. Comunque, Fabrizio Faro, c'ero visto a pianuto che hanno fatto a chi lo vogliono capombellare, come non ci visto, ma questi sono argomenti, guarda, che io preferisco sorvolare, perché sono cose proprio brutte, guarda, tristi, e non ci idea, no, non ci proprio idea di quando ci sono state cose, ma non lo so, voglio cassare per tenere a capo, cassare per tenere a capo, poi chi lo muove è così, ci sta poco a fare che succedono, queste cose succedono comunque sempre, perché mo lui giustamente in Napoli, io sui pianuri, ma ha fatto ancora più effetto questa cosa che è successa qua, ma effettivamente queste cose oggi purtroppo succedono in due mondo, pure di peggio di queste cose qua, e sono sempre cose tristi, cioè, quindi non ci tristissimo, diciamo, non si è di cose. Kite Emanuele Cantone, grazie, forza, almeno per capire, sembra Casa Caruto non capiva niente, non hai capito niente, pure tu, però comunque andiamo avanti. Vabbè, bello, ogni tanto mi chiedono i pronostici come si vede, sempre fosse, ne sai, ma che ne sai, se sapessi i pronostici, mai sta giù qua in Napoli. C'era un pronostico a scuola Borré, c'era un pronostico per Inter Napoli, no, non agite mai da tifoso, perché è logica che da vincere, anzi, voglio sbilanciare che vince Napoli, però poi si vede doppio e doppia come che, e io giustamente ragiono da tifoso, vabbè, comunque, spiego, ci ha toccato commenti che sta accadendo, ma chi c'è? Allora, Vincenzo Perrotta, Fabri, l'hai già fatta la parodia della pubblicità Pittarosso di Simona Ventura? No, ancora la già fa. Sinceramente, me l'hanno chiesto un sacco di loro perché sa, ovviamente è stata una delle pubblicità più ridicole quando hanno mandato la pubblicità, secondo me, e non solo secondo me. E prima o poi la farò, solo che a me è passato un po' in moda. A lui mi fa sì la fa perché è passato un po' in moda. Però a voi qualche po' si intendono qua fa proprio che così non tengo. Ma tenga di pubblicità a fa, perché poi esce sempre, non so, esce, le pubblicità non si fermano mai, esce sempre uno sceminato. Poi ce n'è un altro paio, però qualche po' già sul secondo terzo, come dici ultimamente, poi all'epoca come dicevano tu, perché ne fa questa stronza sicuramente, ecco, ma che letteralmente scema la pubblicità, cioè, non so, quando sono scemo, quasi quasi un passo del genere, infatti, si fanno solo loro sono la parodia loro sono la parodia di loro stessi, questo volevo dire, non stiamo più poca lingua. Sì, Giuseppe Leone De Laurenti sta vendendo il Napoli, sta trattando con Sceicco Arabo, poi uno sarsi verso comunque voglio magari ci abbassa
basta che ne sai, poi non so se è buono sta cosa, non è malamente, si viene un shake, si è meglio, si viene della Laurentiis, non lo so, sicuramente uno shake non può essere più preziuso della Laurentiis, questo penso che sia una cosa, poi non si può mai sapere, a certo punto non uno shake più preziuso di tutto il mondo, però questo io non lo so, faccio anche se io questa cosa. Comunque ha già fatto io, già fatto la cosa con Photoshop che ha vissuto da arabo, ecco, per fare due cazzo, comunque andiamo avanti, aspetta un attimo, visto che la Giletto pronostico là, ero sta, Emanuele, Giuseppe Caleo, che sta Giletto, poi Carmine Caleota Fiore, buonasera, c'ero sempre presente, grande Carmine, sì è vero, Carmine ci sta quasi sempre, no aspetta, ogni tanto va a capire, sempre quando si sta sempre scudato, pazzo, vabbè, una 60, pure va bene, una 60, ma aspetta un po' di più, sinceramente, però non fa niente, 60 è sempre buono. Lo sta. Domenico Mareglia, Miele. C'era organizziamo e facciamo una partita a pallone, ma magari voglio, quando è una cosa che avevo manco con quei giocatori, invitatemi, io non lo so se accetterò perché prima cosa cappiano, perché siamo moro, ho paura di applicare la macchina, quindi perché sapete che non ce la vado a stare qui, però comunque invitatemi che può essere che a fare una bella partita di pallone, basta che mai ci organizziamo perché mi fa sì. Che di solito i compagni sono pigri, su casa caruto, ma veramente casa caruti, i compagni miei, e quindi ma con a mai qua a pallone qualche volta, però con che organizzava la partita di pallone, io mi rompo cazzo, e mi piace uno bello, organizza, e poi mi chiama a me, venga giù, mi sa già organizzare pure mi rompo cazzo, mi rompo cazzo a giù, dici, ma non è che mi rompo cazzo, metà per rumore, già questo già l'ho detto, metà per me è una cosa, che oramai non gioco quasi più, e quindi metto sempre paura che mi può venire una cosa. Um, aspetta, ci sono un sacco di commenti, scusatemi un attimo, cerco di andare indietro. No, visto che mi ho dato già la geletta, chi ci sta? Paolo. No, poi se ti sta girando, tu pronostici già c'è città, chissà. Sta. Ah, Forza Azzurri, mi è rimasto impresso un video e lo prenderesti in culo. E la ragazza dice, da chi è? Che una delle, forse l'unica ragazza che capito nel video, che ha risposto pure da chi, cose. È bello che lo risponde pure spontaneo. Comunque. Sì, Marco Live, allora è confermato che via Libertà, ma si chiama via delle Libertà, se non mai questa cosa. Io abito là vicino, sì, Capo Portice. Io mi ricordo qua a Viale delle Libertà c'è sta pure c'è sta un'agenzia, non so se c'è sta ancora, però, agenzia di animazione, no, forse ha Cagnata, no, ha Cagnata indirizzo, quella è la Club Animazione, poi Cagnata indirizzo è andata, se non sbaglio, a Casoria, comunque sta Club Animazione è stata la prima agenzia di animazione con la quale tu parli a fare l'animatore, forse mi è piaciuta, e te la fu con logo all'epoca, con la Club Animazione ed era lo stesso Viale delle Libertà, quindi tengo un secondo ricordo in questa portice. Ho fatto caso di colloquio e ho fatto la caruta. Gameplay TV, perché non fai la parodia di Roberto Carlino? Ma io già l'ho già fatto un video, cioè una pubblicità, un video che là faccio di pubblicità, perché con la pubblicità di Roberto Carlino. Già l'ho già fatto, però poco parlo di Roberto Carlino ci sarebbe di cose da fare, comunque penso che a qualche giorno il facino. Io non voglio aggiungere pochi commenti, si leggono sempre gli stessi commentatori. Andrea Marino 13 fa prima di stare pigliando la patente a scuola. Ah no, cosa stai parlando? Fa prima di stare pigliando la patente a scuola guida Manzoni, no, assolutamente, Fuzzi. Già non mi aveva capito. Poi si manca certa via Manzoni che è lontano da dove abito io e comunque no, mi aveva capito perché non può essere, non lo so, mi fa sì, a me no, sono gente che su bisogno di pigliare sta patente ancora per ora, poi può essere che io non tengo bisogno, ma capito. Mattia Sepe, grande Matticero, comunque sono ritornato dopo tanto tempo nelle tue live. Io ti seguivo fin dalle tue prime live, comunque domenica segna Michu, guarda che si segna Michu veramente la sbotta, cioè non lo so, cioè, no, lo sapete già, è inutile che io ve lo dico ogni volta a me, sapete, è il mio idolo, è quello che mi fa ridere, a me quando penso a Michu, solo quando lo leggo, il nome Michu, a me mi mette allegria, mi fa ridere, mi piace, Michu, mi immagino questo gattino piccirillo. Allora, aspetta un attimo, lo sta. Sancisco 5 gradi, Mohamed del Carlin. Sì, ma di squadra vista proprio da tastiera, mi hanno detto questa cosa, è il Carlin. Lo sta. La scuola qui di Manzanaggio, Pietro Pirozzi non so cazzo di commentare. Guarda, Pietro, hai appena commentato perché io l'ho letto e quindi si sta di cazzo di commentare. Quindi provaci ancora che può essere che ci Pasquale Guidone, vengo a passare a casa Caruto, manco mi saluto, Pasquale, questo è un commento che leggo di te, Pasquale Guidone,
che come ricordo cogniamo tuo perché messi in pari che Guidone, uno si chiama Guido, però gigante, un Guido gigante, ma come è scritto prima coppa a Facebook, mi fa pure rimo, fai variare perché secondo me usi uno come me, stavo su Abundant, la tecnologia su computer, allora mi ti immagino una persona poco a casa caruto a livello tecnologico come me. Intervista al tubo, bello Cerrone, sempre il top, grande intervista al tubo che pure ci sta spesso e volentieri qua. Ehm, quindi andiamo a vedere là di Rossano, là di commenta, Rossano, eccolo qua. Farò su Jules fare su cazzi YouTube e boh, pieno proprio di cariche commenti, proprio come se ne fume, acchiappato. Domenico Mare Chiaro Mille, c'era allora si peggio amici che passa a Calleone invece di là perché si mette proprio il pallone, no, io non metto proprio il pallone, metto proprio io qua, ma no, il pallone, anzi, no, io passo pure, mi so, ma dice, sono uno molto, come si dice, altruista, sono molto altruista in mezzo al campo, sul lato che hai bottom passa e mi fanno via poi sono uno mi mezzo campo non proprio uno però a me poi a look malamente sono tipo uno che parla mi so parla tipo Conte ma dice cioè, tipo quello carattere Conte taranato sono uno che su Ferrigno mi so campo dice poi poi su così però se ne conosco su così che capo ne conosco semplicemente poi se conosco sono compagni di me a look sempre poi passa qua passa là faccio un mistero mi so come allenatore di giocatore che non è sempre bello, che tu quando poi dici, ma chi si parla sempre, ci scimla, mi chiama da fare, perché a Luca sempre comunque. Fulmin Man Game sui grandi, buonasera, c'erano, sono Salvatore Bellini, sì, infatti non lo so, a me mi sono imparato quasi tu. All'ultimo tuo video avevo commentato che se ti vedono con la macchina devono scappare. Forse mi pare che l'ha terzo commento, perché io l'ho pubblicato, cioè, l'ho pubblicato su video, nella volta, il video della Peugeot, no? Effettivamente sì, ma, se ma già è difficile perché mi vedrete guidare, però se mi vedete guidare effettivamente meglio che si mettano un po' marciapiede, ma anche di più del marciapiede, io vorrei usare un po' marciapiede dietro, cioè meglio pure si mette proprio i seni proprio, cioè manchi da un negozio, ma i seni proprio nei piani alti, i saggi proprio in di palazzi, che effettivamente potrei anche entrare nel negozio con tutta la macchina. È ritornato questo commento che non torna ma visto un commento che facevano sempre più o meno in questo modo, Mattia Sepe, c'è un insetto dietro di te, c'è qualcuno dietro la porta, perché all'epoca chi faceva live faceva in da stanzetta l'anno scorso e quindi ci si va a portare rete e praticamente poi ci stava, cioè qualcuno passava la rete ovviamente, che a casa, no, passavano in da casa mia qualcuno, nell'ombra c'è qualcuno dietro di te, c'è qualcuno, io mi cagavo su lì, che poi sei solo io, e quindi mi cagavo su, ma come c'è qualcuno dietro di me, che c'è, mi sono e quindi immagino spaventa però mo, di andare vecchio fatto mo. Ma poi tanti ci provano comunque vabbè aspetta gameplay aspetta se c'è una cosa tu gameplay però purtroppo sono l'unico commento la c'hai a recuperare mo te la cacciappanata volta aspetta allora. Gameplay TV per chi non organizza un raduno a Salerno ma guarda gameplay io sono sincera non sei la prima persona che me lo dice questa cosa qua però io non sono, cioè, non sono di Salerno, cioè, sono pure a Pera, no? Posso dire oggi però un po' pure con il treno, per carità. Però comunque questa è un'idea che a me non mi dispiace, non mi dispiacerebbe, pure perché giustamente stavo con i Salerno, dice, stavo piacere per le coppe, mio e posto, si fossimo, cioè, si fossero parecchi vui, ecco, io come si dice, non sottovaluto questa idea, perché uno giustamente dice sempre a Napoli, fanno si voglio, cioè io, là ti vogliono fare i video, comunque ovviamente siamo di Napoli, quindi facciamo sempre ad una Napoli, però sarebbe anche giusto fare qualcosina, mo ci va a Salerno, qualcuno sta lì, no? Sarebbe anche una cosa giusta, io ci penso, la verità, non ti dico sicuramente un faccio, non ti dico un faccio rimane, però è una cosa che io ci penso perché la vedo una cosa che si può fare, una cosa pure giusta e così. Non so quando, però qualche po' ti penso che ci venga a Salerno, dice, da un stiamo dicendo non fa niente, quindi non lo so, pure treno, treno pure un faccio, ma va a Salerno senza niente, no? Però è un'idea vabbè, io comunque tengo conto, no? Mi scrivo tu e dici sta cosa, mi scrivo una tempo dici sta cosa, tengo conto, dico, vabbè, però ci sta qualcuno a Salerno, capo, mi fanno per senza niente là, capace che mo che fanno giro per sta cosa, quindi ci può stare, vabbè, comunque è un'idea. Sta, Francisco Cinquegrana, Fabio e Matt, voi Fabri salutami Fabio Zinco, Fabio e Bandaggi perché poi ti chiamo Fabio e Matt, un po' YouTube e poi ti chiamo Fabio Zinco, salvo Sibilla, spesso c'è una cosa tu Fabio, salvo Sibilla, solo una pezzo un attimo,
Aulo, ANSA, fallimento di Carlino, scoperte nuove solide realtà. Trattasi del fondoschiena delle giocatrici brasiliane. Citazioni di Roberto Carlino, tutto sicuro, ma hanno fatto un mazzo tanto. E che casa caruto che sono? Vabbè. No, mi fa fare il culo dei brasiliani che veramente se stavate seguendo mi pare che era un mondiale, non lo so, mondiale di, giustamente, cazzo non so, mi avevo preso le culo, comunque delle giocatrici pallavolo, pallavolo femminile ovviamente, no, ma ci metta per il culo, e comunque praticamente no, ci sono questi brasiliani che tengono culo, ma pure le italiane, perché, però molto più tutte le italiane, cioè, dice brasiliano, molto belle, poco a poco, perché stanno parlando di culo, ah, bonito, perché c'è una battuta e non fa più, e sta possibile sicuramente l'ha letta. Adesso, oh, Marco Parmentola, c'ero buonasera, i commenti mi zumba sempre, no Marco, ti giuro che siamo prima che leggo, veramente io veramente provo a non saltarli, però se i po' secondo me non ci stanno, i po' di bridi solo io, non lo so, i po' ne pico proprio, eppure vado dietro, scorro con questa barra, e mi voglio, più fai, mi faccio sempre fatica a leggere questi, ma che vogliamo chiamare questi cazzi numeri in inglese, no? Comunque si chiama The Two Fucking Italia, e spero che buonasera, un grande saluto da Mario Minotta. E che le dici, no, Dio, il suo nome è così bello, Mario Minotta. Ma perché mi chiamo Mario Minotta? Non passo poco. È chiamato Tu Fan Kind, che chi te strari? Allora sì, una casa caruta pure tu. Scusa, mi facci proprio all'ana, mi facci. E vabbè, da una casa caduta all'altra, guarda, Giuseppe Leone ha detto, "Boh, ma sei forte a pallone." No, io non è che sono forte a pallone, ero una capita, cioè, io ho giocato, cioè ha giocato a pallone quando ero vicino e tutte cose, ha giocato in scuola calcio, ho giocato i miei anni di scuola. No, io sono una capa. Allora, io sono lento come giocatore, sono molto lento, perché non sono bello, mai stato veloce come un po' sicuro, però bello tocchi palle, bello lancio, bella visione di gioco, ieri il numero 10, facevo il regista, era uno che del genere mi sono a me artigiano, passiamo ad altro. Vabbè. Canisco 5 grana, buona sera, mi raccomando, saluto. A me già adesso canisco 5 grana, ti saluto, così mi leva la mia idea. Se fossi su una torre, a chi butteresti giù? A Micio o a Carlino? E io butterei Micio, ma no perché Micio è un gatto, allora su questa Coppa d'Oro non si fa niente. Invece Carlino su questa Coppa d'Oro muore, quindi poi perdiamo un idolo e quindi non... meglio Micio, così salviamo tutti e non nasce nessuno. Piaciuto questa risposta forte, che se allora, se era nato già di decidere quale invece un amici comunque oh, Luisa Addeo, sono tornata dall'università e stavo proprio depressa. Poi mi è venuta in mente la live. Io ho aperto il video e mi hai fatta sorridere. Sei la mia luce, per questo ti ringrazio di cuore. Guarda, ma non lo so, quando leggo questi messaggi non so se mi variano col primo. E seconda cosa, facciamo caso che non mi state variando col. Io sono contento perché dico, ma possibile magari un fast questo effetto? Io mi considero un scemo, nel senso che comunque parlo, in senso anche quello che dico, parlo solo e mo sono un computer e parlo, fondamentalmente che sta fa. Poi mi fa piacere che uno dice, ma però lei ha graduato, può essere avere uno stile un po' conosci, ma sembra a me, a me questa cosa mi fa piacere e mi fa pure, mi fa venire sempre geni, fa video, perché sì, questo è l'effetto che si crea nel fare video, che è una cosa che io non ci penso, che ti faccio un video per fare a mano cioè così, come fa piacere che piace, però comunque mi pare sì, sì, ecco. Però sapere che uno sta, ci fa fanare da comunque, è una cosa sempre, che mi è sempre piaciuta, che a me mi fa proprio assai piacere, mi fa piacere pure quando me lo dico, perché effettivamente uno prende soddisfazione, quella piccola soddisfazione. Comunque, e a mannanza, divento troppo serio quando faccio divento cose. E allora, Mattia Sepe, mannaggia, molto Mattia, scusa, leggo un nome poi da Gista, uno si chiama Cristian Cerrone, ma non siamo parenti sicuramente. La Gillette mi dice, vabbè, Francesco 5 grani, giustamente i brasiliani non si mantengono, e su questo sono molto d'accordo. Cristian Cerrone, perché c'è l'hai con Carlino? No, no, non ce l'ha con Carlino. No, Carlino ci ha già spiegato, ma Carlino sottraendo a fare che la buccia c'è scastato, cioè, che è uno onnipresente, un po' come Giorgio Mastrota, sono quei personaggi onnipresenti nella televisione che purtroppo non gettano sangue, ma non hanno a morire, però hanno a fare spazio ai giovani. E poi c'è questi cose Carlino, che sta pubblicità, che ragazzi pubblicità, sta chi ne so, ha venuto qualche casa, no? Pensi, a 30 anni avrà venuto casa, grattaciele, potesse cagnare che la pubblicità che sta, perché giusto si è fatto vecchio,
X nga país era bella a quell'epoca, no? E faceva la pubblicità che sulle robe da país, no? E dice, mozzo fare che se ne poco invecchiati, se è caduto che la maschera, che è una maschera, pensa che a me la faccia su troppo fardo, troppo lampo, non lo so cosa fa. Comunque, Pietro Pirozzi a posto mi sente realizzato, ah ah, mo sono una casa che ha avuto realizzata, effettivamente sei contento che sei riuscito a commentare, ma io non c'ho niente, basta che tu ti iscrivi al canale e credo che riesci a commentare, almeno così si dice. Ehm, e vabbè. Allora, aspetta un attimo che voglio recuperare i commenti di qualcuno che sicuramente ho zompato. Vabbè, stanno pare loro andarci che sta scena Mix Neck, sta scena Pompei, non c'è capito che cazzo vai duando questo Pompei. Sabato di Francia invece dice come è brutto Aquilani, sarà una partita sicuramente. Sarà pure brutta Aquilani, ma te ne soldi fate, e quindi poi no, tutti i soldi può essere anche un po' brutto, non ci sta problema il film ne sembra. Fabio e Matto, ma perché non parte, ma perché non parte insieme a me? Sai che è una canzone di Amolid ma patente, meno male che ci capita all'ultimo pensiero. Cioè, Francesco Ciucana risponde a questa domanda dalla fattrice Oto, non ho capito quale domanda è. Tu hai scritto fattori brasiliana canzone mandena, questo sto leggendo di nemo, ma che avresti già trovato domanda tu. Giovanni Orvetto, intanto mi dice attore non c'è da di venire, ma non tengo motivo per venire a Torino, cioè no, ce l'ho qualche motivo perché qualcuno già me l'ha detto con Guaglione, ma perché viene a Torino e Torino pure è un posto dove, vabbè, però Torino pure dista poco da Napoli, visto che pure lui aveva una bella camera da Napoli, posso venire a Torino da io. O anche se comunque un giorno ma già fanno un tour di questi paesi vesuviani che a me mi incuriosiscono perché ci sono, cioè, su YouTube, boh, ma non mi ricordo più, ma a parte tu Vesuvio che già visitiamo, di esempio, fatto un bel ma già fanno un tour di questi paesi. Perché giustamente diceva, ah, ecco qua, ciò è fatto Pompei, perché c'era paura ad una a Pompei, diceva Max. Ma questa è un'altra cosa che mi hanno detto, però Pompei, voglio, non è Salino è più lontano, Avellino è più... Pompei è veramente una circumvesuviana, lascia che non sono mai venuto perché sono una casa caruta, però comunque Pompei è vicina, uno so, se io organizzo un raduno e voi siete Pompei, che cazzo, via una circumvesuviana venite a Napoli, o possiamo fare a Pompei, sarebbe una cosa più logica, cioè si faccio un raduno a Pompei, no? Poi più dicevo, venite due a Napoli, stiamo trovando bella lì, faccio un giro a Napoli, non è che venire solamente con me, ridono poco Napoli, che comunque ha le sue bellezze. No, ma scusa, ma oggi capito che scrivo Pompei a 3 euro. Comunque, adesso, gameplay TV, io non dico che hanno fatto buona battere a Peppe Sapio, ma che te fai ma che te fai a fotografia con un pugnale l'iPhone 6? Ma che snaggi capito? Che si è fatta una fotografia con un pugnale e l'iPhone 6, Giuseppe Sapio, uno questo non lo so se si aggira il buon che riesci, però non mi sembra un motivo per battere a noi di un trend dell'oro, perché questa è una cosa un po' brutta, voglio dire, queste cose a me non mi piace, queste cose a vigliacco non mi piace. Allora, Giuseppe Calleon, Cerro, ti è mai capitato? Aspetta un attimo, Giuseppe, leggo, ma mentre sto leggendo tutto fuori i commenti, perché poi ci mette la telecamera in capo, no? Faccio fare questi commenti come fanno a me, come su casa caruto che se ne fuori mentre sto leggendo. Come modo la cacciappa, aspetta un attimo, solo che purtroppo il YouTube veramente è una casa caruta. Allora, che poi vicino ai leggo i commenti, ma io leggo, sono fuori. Ah, ecco qua. Ma poi Alexander Gaming, c'ero per ricordarti, sono Alessandro Ionice, sì, mi ricordo perché sei amico mio su Facebook, e ti saluto. Aspetto che acchiappare i Lucazzi, commenti, di cose là. Vabbè, comunque ti acchiapperò pomeriggio, ma non ti ho perso. Comunque Domenico Mare Chiaro Michele dice, vabbè, magari a correre una cosa tu, ma non su piatto, non su piatti maccheroni, e sì, effettivamente non su piatti maccheroni, cioè mangia su veloce, però ecco, hai detto una cosa, boh, mi pare come, cioè quando mangi su poco veloce, poi mangi tutto proprio, cioè, mi rendo conto, ma non mastica, perché tengo sempre fame quando, cioè, ovviamente quando mangi tengo fame, no, ma io tengo, però tengo su e poi non mastico, non mi rendo conto, e poi dico, film devo a ogni no, che poi mi rimane tu piatti maccheroni, ma giusto, invece uno deve masticare, ovviamente, è vero. Scusate un attimo, io risolvo questa questione che se ne fui nei commenti. Non faccio perché se ne fui. No, no. Francesco Tesone, intanto c'era un potresti salutare. Ciao Francesco, ti saluto, è stato buono. Volevo acchiappare i pazzi commenti, mannaggia, non la acchiappati più. Emanuele Napoli comunque dice fai un panchinare sincero, no, qualche volta ci ha fatto la panchina quando ci a scuola calcio, però effettivamente poi no, ci guardo titolare
E poi facevi pure la panchina, ecco, questo lo devo dire. Ma perché eri il classico, mo c'ho visto anni vicino tutto, no? Infatti tornare indietro col tempo. Ieri chi lo numero riesce, no, sai, un po' di risposta, non so, però tipo, sai, così per far capire, tipo Baggio, tipo, questi qua, sai, chi lui va che non esiste più, sai, chi va un poco fantasioso, così, capo mezzo campo, oggi non se ne fotte, poi dice, no, ma ti macchini che è più, tipo, Carcano, sai, questi giocatori che spezzano, ecco. Allora se poi faceva anche il dici, ma boh, magari che ruolo è, visto, ecco, ma ce ne fottano, però comunque quanti qua avere il numero 10, sono stato pure capitano un anno, sono stato pure il numero 10 capitano, anzi, non ne sono figli e bucchini all'epoca, sono denti biccio, con la pianurese, con la minica pianurese, e siamo pure quasi per vincere il campionato, però poi eravamo secondo o terzi, non mi ricordo, perché poi si va a Campanile, un'altra squadra di pianura, la Campanile che era poco forte, cioè, e ci battevo quando giocavamo contro, vabbè, comunque, abbiamo annanzi, ho visto fatti mancare una gente, ma perciò fare, cioè, ma chi fa Balotelli nella battaglia rap? Beh, sì, allora, Balotelli nella battaglia rap la fa un ragazzo che si chiama Michael Dos Santos, si chiama sì, Michael Dos Santos, è un guaglione napoletano, però di origini, no, pare, un po' capoverdiano, non mi ricordo, di Capoverde oppure brasiliano, se non sbaglio. È un guaglione molto bravo, che poi fu proprio bravo a fare. Oggi non somigliava proprio tanto a Balotelli, assomigliava molto a Pogba. Infatti era meglio che fa Pogba, però comunque fu bravo, si muoveva bene, che cazzo, poi su leader cercando a Facebook, si chiama Michael, scritto Michael, come questo Michael Jackson, Michael Dos Santos, se lo volete, sinceramente, bravo, anche lui faceva dei video, ma non li faccio una gira per tutti, comunque era in gamma, noi molto in gamma. Alexander Gaming, no, c'è la Gillette, purtroppo su Agipezzi di commento mi spiace troppo assai, Agipezzi di commenti Calleon, forse è questo, José Calleon, c'ero ti è mai capitato che in un video eri convinto di avere registrato, invece non avevi registrato? Questa è una cosa che mi fa ricordare una cosa, mi fa che sapo colpa in una grande casa caruto il suo compagno mica, penso che mo sta sentendo pure la live, che sarebbe Domenico Di Frenna detto Domidò, Domidò, attenzione, ricordate questo nome Domidò, perché poi vi spiego questa cosa. Praticamente, si facendo il scherzo, fatto intervista col botto, non so se ve lo ricordate, era quell'intervista che noi praticamente vicino alla gente andavamo a chiedere cosa ne pensate delle botte qua a Napoli, perché era stiamo sotto a Capodanno, no? Più o meno. Cosa ne pensate delle botte a Capodanno e poi intanto mentre ci facevano la domanda e che lo rispondevano, gli vivo e dritto e ci sparavano una mini cicciola sotto i piedi, no? Vicini ai piedi, e loro zumbavano perché ovviamente mentre si rispondevano facevano zumbare. E successe che steve uno che praticamente disse che aveva il pazzo con tutti i personaggi, lo intervistammo. Allora, sai, solito schema, Pietro Pulliet là con il microfono, scusi, vogliamo domandare questa cosa sulle botte a Napoli, sto compagno mi do, ha ricordato Domido, visto si chiama Domido, io tipo dretto, giustamente spara a botto, voglio kill zumbaie, cioè quello ebbe la reazione più forte di tutti quelli là che erano intervistati, zumbaie proprio, sa che proprio sotto, allora è una cosa bella avrei indovinato, purtroppo che la grande casa Caruto e Domido, la grande casa Caruto, non promettere che cose, e comunque alla fine noi tutti con sai, tutti contenti, oh, che è stato troppo bella, zumbate, a Mabri, e ma prendete che non era registrato, quindi non ve lascio immaginare a che livello di casa Caruto sta su un magno mio, capo, arrivate sempre su nome Domido, e poi capirete perché, a dei video che abbiamo fatto, c'è stato un momento in cui noi facevamo i video con Domido, che è una grande casa Caruto, ci tengo sempre a sottolineare, facevamo tipo, mi ricordo delle interviste, mi ricordo quale video era, però, e Domido teneva, comunque teneva la telecamera a mano, così, no? Noi facevamo l'intervista, e ci chiamava a vedere, no? Ogni intervista dopo andavamo a vedere come era venuta, e non sentivo l'audio. E dice, ma come mannaggia, eppure, diciamo, boh, mettiamoci più vicini, sai, forse sta telecamera non è buona, non è buona per l'immagine, non è buona per l'audio, quindi mettiamoci più, aiuto, ma dai, ma poi la gente mettiamo la telecamera a bocca, cioè, fanno l'audio. Onghet ma scopri che era, la casa caruti do mi do, mettevo un mignolo, annanzi un microfono della telecamera, giustamente ottuava il suono, no? E quindi chi lo parla, ma non si ne manco cazzo nella telecamera. Da lì, Pietro Francesco l'ha battezzato, posto Domidò, l'ha battezzato Domignolo,
è perché giustamente Domidò, solo perché io mettevo il andando su cose la telecamera e non faceva vedere, poi l'ha battezzato Domignolo, e quindi poi su Magno lo chiamiamo Domidò, cioè isso si fa chiamare Domidò, sai perché non mo poi noi l'abbiamo chiamato Domignolo, però poi ci fu nato un Magno che lo chiamava Dormidò, che vede si fa il pennichello pomeriggio, non lo so se ve le fate pure voi, forse no perché da studiare, perché si vogliono, comunque su Magno mi tende sta debolezza, praticamente pomeriggio si addorme, cioè isso un po' sapeva, lo sta, e ne che diceva proprio la casa si fa controllo, cioè lui dove sta, pure se sta casa si è qualcunata, si abbatte, sa da fare che la mezz'ora di suono ogni pomeriggio, è una cosa che si porta da quando era piccolo, è una cosa, diciamo che ci stai male, no, però a me fa ridere perché io ci faccio, pure io quando ero vicino facevo un po' la controllo, però uno cresce, basta, cioè, la roba, non lo so, cioè passa sta cosa, no, o cioè pure quando si è a fuori da Capri, si è a fuori da Capri, penso che la triste, ecco, nonostante stavamo a Capri e tenevo un po' di tempo, e avevamo fatto tutte le sfide, ecco, Kill si mettette in coppa una panchina, Domignolo e Dormidò, questi tre, e si mettette a stare in coppa la panchina, che la mezz'ora sua, per farvi capire a che livello sta. Ma comunque io spero che ci stia sentendo il nostro grande Dormidò Casa Caruta Domignolo, perché questa sua parentesi vi ho raccontato di lui, ci ho fatto proprio una cattiva pubblicità. Comunque andiamo avanti. Ehm, Enzo Poli, che mi saluto, buonasera Ceru Grande, Enzo Poli, e poi sta pure un ex logico che sarebbe Ceruzzo, e io me lo ricordo, Ceru ecco a casa Caruta, sì, questo è il suo saluto. Niente, Marco Parmendola, Cero ti conviene e veniamo a fare tour ai paesi vesuviani, che stanno parlando che sa da più Vesuvio, sperando che non succeda, ma no, ma facciamoci una rattata di palla, sinceramente, ma facciamo buio, ma pure per me, perché penso che non sia su Vesuvio fino a qua, però sicuramente a due arriva e quindi spero che non succeda mai. Salvatore Di Francia, ho trovato la risposta su internet di ieri Roberto Gallini. Vabbè, ma se non conosce Roberto Gallini, voglio dire, fa ogni 3-4 ore. Matteos 84. Ciro, ma lo sai che ultimamente non vedo più la pubblicità della Enplex? Fosse stato Roberto Gallino a fottergli il lavoro? Effettivamente è vero. Vabbè, chi mo Giorgio Massa lo sta facendo mai, sta facendo 4 la doccia, la c'ha cagato cazzi, fa poco ma c'ha accattato pure la doccia, mo che lo sono di più in da adesso, fa poco ma fa la doccia a me, perché così ci riguarda, Massa non mi dice ma ci catta la doccia, però mo mi dice mi ci cassa più cazzo, tu hai perché, però ma se non sbaglio, doccia, ha cominciato un'altra cosa, lei stufa, non mi pare, ho intravisto sta cosa, che ha cominciato che stufa, ogni stagione è una cosa, giustamente il del Matarazzo l'ha fatta, no, Matarazzo può sempre fare su 30 anni che l'ha fatta, cioè non c'era stagione, poco ha fatto la CT Doccia, l'ha fatto giustamente la stagione, c'ha cagato cazzo, Doccia, ecco, e mo giustamente a Vienna fa stufo, e dice, ogni stagione c'ha la sua, ma a Natale sicuramente si mette a vendere, non so, a Befana si mette a vendere i casette, non so, a San Valentino i baci veloci, non lo so, Poco Mastrota è uno di quelli proprio ferrigni, no? Comunque, Pasquale Serpini, cioè, mi piacerebbe fare una canzone rap se si prenderesti, cazzissimo per l'Italia, cioè Paghi, penso che la maestra tua sarà morta veramente, perché quando come ci fai, però cioè, ti piacerebbe fare una canzone rap se si prenderesti come soggetto Micio Pallino, mi piace capire che pure io però le scritte manca agli altri. Comunque sì, come no, ci fosse per proprio una battaglia rap Micio contro Roberto Carlino, non si immaginare amici con la capra contro a Carlino, a capo solo, perché vabbè, Alessio Enigma ha deciso il computer da comprare, sì, perché mi ha già accattato un computer effettivamente, non ho ancora deciso, sinceramente, pure perché ci vuole anche ancora un po' di tempo, penso che fra un mesetto massimo, me l'ha già accattato, quindi ci penso un po' dopo. Gabriella Cozzolino, Cero, ma che scuola hai fatto? E quale non hai già fatto? Perché io ho fatto tantissime scuole, ho cambiato, ma forse la già occupato, ecco, però comunque poi mi sono fermato al Vittorio Emanuele II che sta a via Barbagallo, non so se la conoscete, comunque sta a Viale Giochi del Mediterraneo, strumento, Cinema Mette, no? Ci sta pure la Puzzorini, di fronte ci sta il Vittorio Emanuele, che giustamente qualcuno conosceva, ma chi è femminile? E appunto perciò subito a chi la scuola, perché all'epoca cioè, no, mi piacciono sempre, però ero piccino, sai, nei 4-15 anni, così. Ero uno di quelli che non è che scelse la scuola perché casacci, all'epoca si sceglieva informatica, perché si prevedeva che i computer erano il mezzo di lavoro del futuro, come così poi è stato. C'è stato chi invece sceglieva l'alberghiero perché
si proiettava già nel futuro a decidere di andare a lavorare nel turismo e io invece mi proiettavo in due presente di vari ustioni nel film, perché mi piacevano i guardi, perché mi piaceva, cioè, dicevo, vabbè, a scuola tutto femmine, sono soli come maschi, ci sono più probabilità di conquista, di posteggio, no? E quindi ho fatto questa scelta qua e non me ne sono pentito, perché che poi uno dice, ah, boh, ma tu poi cazzo, mi metti a pensare. Arrivo dall'epoca, tu quando mi dicevi, però, sì, poi quando, non ci lasci me puttana, mi sono divertito, sono andato a scuola, tutte femmine, no? Mi sono divertito. Ora sono stato pure fidanzato 3 anni, sono stato bloccato tra i 3 anni, fidanzato con una ragazza, sono state buone per carità, però comunque sai, 3 anni, però poi sono stato 9 anni da che la scuola, quindi ho avuto altri 6 anni di tempo per recuperare le cose perse. E comunque sì, proprio per la cronaca, comunque Vittorio Emanuele II era una scuola, è ancora una scuola, però dove stavo io praticamente, il mio indirizzo era un istituto, cioè io facevo tecnico commerciale con indirizzo lingue, che lontanamente a me mi piacevano pure, cioè mi piacciono pure mo, le lingue, ma non le lingue motori, no, le lingue, le lingue parlate, no, mi piacevano, mi piacciono pure mo. E in capo a me diceva, "Ah, comunque vado là, stanno nel film, ecco." Però comunque mi imparo pure le lingue, no? Perché a me effettivamente a Gicciare, diciamo, senza pazzia, hanno poco in spagnolo, ma imparato. Perché poi sono stato in Spagna a lavorare e se parlavo a Gicciare, da parlavo 4-5 mesi mi capivo, non mi faceva capire, a poco spagnolo non è che è proprio difficilissimo, però comunque ho parlato bene, cioè da di casa che ho avuto, che non sapevo parlare manco l'italiano, io un po' lo parlavo. Per quanto riguarda l'inglese e il francese, invece proprio zero spaccato proprio, cioè, ha già fatto 20 anni di inglese, voglio, ma mi sono imparato a dire una frente di parole, cioè, oddio, mi faccio pure un poco capire, però proprio a free, proprio a latrini, proprio, cioè, proprio a ludo, proprio. Francese, ma ricordo qualcosarella, la verità. Però niente di particolare, con parole, ma pozzare. Cioè, per esempio, se lo leggo il francese, mo dico, ma dicevo, ma mi pisce una frutta. Se mo stiamo parlando, insomma, il francese, mi ricordo un poco. Cioè, se io leggo il francese, lo faccio tradurre, se non so, vabbè, il francese lo facevo pure quando stavo in medio, allora tengo proprio in fronte, ma stampato in fronte, quando ero vicino. E quindi se lo leggo lo capisco, poi che è simile all'italiano, però comunque capisco tutto quando lo leggo. Poi si parla, non capisco manco un cazzo probabilmente, e poi mi ricordo qualche parola, giusto con questo saggio perché è stata la risposta alla domanda di Gabriella Cozzolino, che se mi sbaglio era, sì, era Gabriella Cozzolino. Comunque, andiamo alle giocate domande, intanto si sono fatte le 22:22, poi dopo comunque di 10 minuti ce l'abbiamo altri 10 minuti, aspetta, aspetta la pagina di commenti, eccola qua. Adesso, Fabrizio Farro, fai un biglietto di treno? Che domanda strana questa qua. Sì, lo faccio il biglietto di treno, dico, come tu non hai fatto il biglietto di treno? Però di solitamente lo faccio più là. A dice da quando faccio il biglietto di treno, cioè il bot lo faccio, allora, io lo faccio, però il bot, come non frega quando non vengo contro lui, ma nel treno, non da comanda, cioè quando non vengo contro lui in due treno, no? A me mi sa proprio di, non lo so, e dico, ma mannaggia, che caso, America non lo faceva, chi su, comunque si manda minimo 10 euro, no? Si vuole come lo prende sempre, per come meglio fa. Aspetta, andare perché penso è andato molto, molto avanti. Pietro Pirozzo, c'era un uomo pare nassuntato, no? Però la prima volta che ho visto la parodia di Miley Cyrus, ma stavo mangiando un pane con Galbanini, si ci stava pure lo specchio top. Non so se tu stai spaziando, però mi fa piacere, perché poi faceva la rima Galbanini, no? Come la canzone, con specchio, Galbanini, sì, voleva fare rima con Galbanini, però c'è stato qualcuno pensa che fravocatura, tu su fu Galbanini, tu Galbanini, diciamo che a me mi piace, ma io perché sono particolare che fumare, ecco. Però comunque penso che una marenda con Galbanini penso che sia una cosa che si faccia. Rachele Lena Protano, a città che le ha disputato una volta, fa 5-6 sputazzate, un po' patassi, dopo comunque ho approfittato per pulirla un po'. Dice, buonasera, ma poi come va con le guide? Stai continuando? No. O si sembra una casa caruta, pure un po' pacchista, sì, si sembra una casa caruta, ma poi perché io già l'ho visto, no, a me non mi piace tutta la macchina, cioè, non mi viene sta cosa quando porta la macchina, beh, cioè quando ero più piccolino mi facevano portare la macchina, qualche volta l'ho portata, nei 23 anni, qualche giro fuori allo stato l'avevo fatto, mi piaceva più, mi sentivo più, oh, bella la macchina, cosa, fatta. Diciamo che lo so più a fare cose che la facevo e cose.
mi sono divertito perché ci siamo divertiti, ecco, però non è che mi è venuto su scizi, dice, "Ah, vabbè, ma cappia la patente", ma a me me ne fotto proprio, a me più agita già sta cosa, però, cioè, mi ripeto, ma la dico un'altra, a me piace più i motorini, mi piace più i motorini, mi piace più fare i curve, proprio, sai, però la macchina a me, boh, non lo so, è un fatto personale, perché non mi ispira, non so, ma me ne fotto, ma è difficile, io, cazzo di marcia, piglio qua, guarda là, aspettare, non lo so, no, no, mi metto l'ansia. Pasquale Borrelli espulsione e Bonucci, proprio ma che stai facendo l'Italia? Ti facendo sapere ogni tanto, ma faccio un cazzo, facendo sapere, mi fa piacere. C'è stato Domenico Di Frenne, Domignolo è collegato, è collegato. Luigi Cozzolino, ti stiamo seguendo io e mio fratello piccolo, mi dispiace che sto dicendo qualche mala parola, scusami se ogni tanto mi scappa qualche parolina, ci stanno qualcuno più piccolino che vabbè, mi dispiace carichi, però sa, cioè, io non sono contro le parole, per carità. Allora, aspetta un attimo, sto chiedendo il nuovo parere perché ha risultato di qualche commento. Francesco Bandita, questo è un nome e un perché. Ciao, Ciro, solo ora mi sono connesso, mi saluti, sei grande. Ciao, Francesco, piace il tuo bandito, non ti chiedo che lavoro fai perché a finire o stai in galera, non lo so, si domiciliare, non lo so. Comunque, aspetta che ti appasimo qualche commento. Oh. Pietro Como, c'era la via di Portici in discesa e via Diaz, no, che mamma sta madre che Marco Lollai, ma si chiama via delle libertà, e se abbiamo, vabbè, comunque tiene una pubblicità fuori gioco, dice lui, come il suo controllo, non credo. Gabriela Cozzolino, grazie alla tua diretta, il mio fidanzato è sempre qui per vederla. Che guai hai fatto? Certo, mi dispiace perché effettivamente ti occuperà il computer caduto, servi, sa perché hai chattato, ecco. Mi dispiace, io non vorrei fare litigare le famiglie per la live del lunedì e comunque mi dispiace, perché, guarda, veramente mi dispiace. Però non so che dire. Allora, José Calleon, la mia domanda di prima è: ti è mai capitato che in un video eri convinto che stavi registrando invece non hai registrato? Ah, risposto José Calleon, tu forse mica c'è la stessa domanda. Sta. Spiega che acchiappa il like su altri commenti. Premo. Sta. Aspetta, no, vabbè, Alexander Gaming, ma l'account Frank c'era in produzione è quell'account di Domignolo, casomai. No, è un account che ci sta ancora, effettivamente. Però questo, vabbè, ci detto me lo fa all'epoca, è una grande cacata, perché diciamo, non l'hanno mai poi curato, ecco. Ci sta ancora, esiste ancora questo account, ma sinceramente io non ci vado mai, quindi esiste, ma non ci vado mai. Aspetta. Salvatore di Francia, però nella parodia già Sparagna non lo fa il biglietto, ma chi l'ha umano, non è un treno, su tutto un treno, tu forse intendevi un treno, nel senso, ma no, chi è umano. Da umano effettivamente non lo faccio bene. Sì, effettivamente non lo faccio il biglietto, a essere sincero. Cioè, lo faccio, mi metto in da sacco, ma il botto timbri, no, non è che lo faccio sempre, però. Allora sta. Cristian Cerrone ci sei su Facebook e come ci sono Fabrizio Cerrone sto, pubblico anche un sacco di stronzate, qualche video, cose, io fotografie stronzate, come varie. Viene a trovare anche se c'è il profilo pieno non mi puoi aggiungere, però e infatti se si mandami la richiesta no, non la posso mandare perché ho il profilo pieno, però c'è sta segui, tu premi su segui e quindi mi può seguire e te vedi te stronzate e cose e quindi poi si sono libero con pochi poi capita che qualcuno mi cancella non io, perché io non cancello mai nessuno, a me mi fa proprio incazzare da cancellare, ma è difficile. Però come controllo e vedo che bella da 5.000 stiamo a 4.997, se qualcuno mi cancella, ogni giorno, no, non tutti i giorni, ma ogni tanto qualcuno mi cancella. E vabbè, può capitare, quindi qualche posto ogni tanto si libera e io posso aggiungere a qualcuno. Allora, Pasquale Serpini, conosci Bello Figo Gu? Se lo conosci cosa pensi di lui? Guarda, ti saggi capiti che è che guaglione di colore, che a me mi fa proprio ridere, non lo so, non so a voi se lo conoscete, a me mi fa ridere quando vedi i video dei suoi, o che volte mi è capitato, ma mi ha fatto morire, sai, perché non so, tu sei scemo, si fu scemo, comunque molto ridere. Sì, poi un caso che sono fatti 10 e mezzo, quindi mo fra poco cara la linea e cose più. E io voglio, non posso fare altro che vado a salutare, e poi voglio salutare sempre a tutti quelli che si vedono in diretta dopo, perché ce ne stanno un po', mo voi siete che là che a casa viene diretta in diretta, e non siamo in tanti, perché mi sembra una cinquantina, una ottantina, una sessantina, invece ci stanno un po' di persone che si vedono in diretta dopo, io poi vado a vedere su YouTube e vedo che arrivano a 1500 visualizzazioni, quindi ne sono tanti, e saluto e ringrazio perché
ovviamente, se vedi una diretta, non so, quando stavi in immagini che stavi nella notte, stavi nella mattina, stavi nella... Comunque, lo saluto, voglio, e niente, vabbè, comunque, voglio, fra poco, stanno preparando certi video che poi vedrete, quindi non avete paura che fra poco vedrete delle cose, sia su Facebook che su YouTube, e no, più su Facebook che su YouTube, sinceramente. E niente, voglio, vi saluto, ma ti faccio per cazzo sta scena d'Italia, va bene, non fa niente, voglio bene lo stesso, ma per io, e perché me ne fotte proprio l'Italia, ovviamente. Niente, voglio, questo è qua, ci vediamo. Un bacione, buona serata, è stato un piacere. Al prossimo lunedì alle ore 21:30, come sempre. Ciao ciao, voglio.